contratto nazionale, che i lavoratori devono farsi carico della crisi, come se non fossero i primi ad essere colpiti dalla crisi, e infine che bisogna superare, lo dice proprio così, tutte le forme di democrazia diretta. È una concezione che dobbiamo combattere fino in fondo, perché il lavoro non è più fondamento della produzione come previsto dall'articolo della Costituzione, ma ne è uno strumento, e se ne è uno strumento non può condizionarne obiettivi e modalità. La dialettica fisiologica tra gli interessi del datore di lavoro e quelli del lavoratore è vissuta come impedimento e quindi serve una rappresentanza non conflittuale, una rappresentanza che deve legittimarsi non nel confronto democratico con i lavoratori, ma deve legittimarsi per la mano sulla spalla che il padrone mette al sindacato. Noi non ci stiamo con questo modello, non ci stiamo con un modello che vuol sopprimere il diritto di sciopero ancorando a parametri che non sono praticabili ragionevolmente. Non ci stiamo perché questo modello snatura la natura ma anche la storia del movimento sindacale italiano. Non siamo disponibili a sacrificare i nostri principi neanche di fronte a un valore altissimo come quello dell'unità sindacale. Lo diciamo alto e forte qui oggi, lo diremo alto e forte il 4 di aprile con la pacifica invasione di Roma. Daremo una manifestazione di partecipazione, di democrazia, di volontà di futuro, col nostro slogan che porteremo su tutte le piazze: futuro sì, indietro no.